Il Mako se n'è andato e non ritorna più. Assieme a lui se n'è andato anche il primario Giovanni Grano, che nella primavera del 2021 l'aveva battezzato e reso un punto di riferimento. Robot e primario sono in buona compagnia, come vedremo poi. Che poi forse lo stesso Mako potrebbe tornare prima ancora della risposta all'interrogazione che il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Nicola Finco, ha depositato sulla scrivania della Giunta sul futuro del robot ortopedico. Insomma, un via vai che sta lasciando con il fiato sospeso i pazienti e non solo loro. Una situazione che è tornata alla ribalta nella conferenza stampa di fine anno all'UIL 7, dove il direttore Bramezza ha dichiarato questo. La durata della sperimentazione era di un anno, quindi finito l'anno è cessata la sperimentazione e noi abbiamo dovuto ridare la macchina indietro. Allora, perché questo documento del 28 dicembre del 2022 rileva una richiesta piuttosto chiara dello stesso Bramezza in una riunione per la programmazione operatoria dell'anno successivo? A verbale il direttore dice: da aprile non va più utilizzato il Mako, in quanto prevede un costo più alto sia di dispositivi che di protesi. L'anno di sperimentazione del robot era però scaduto da molto tempo. Poi le cose hanno preso una piega molto rapida con questa richiesta di rimozione dell'apparecchiatura. In ogni caso, lo switch off del Mako è stato accompagnato da una relazione alla Regione. Con una relazione che abbiamo fatto alla Regione su quanti interventi erano stati fatti, mi sembra 63 interventi su 200 autorizzati, quindi era stato utilizzato tra l'altro poco. Nella relazione il numero degli interventi è un po' più alto e comunque supera il 10% di quelli complessivi, sfiorando anzi il 14% del totale delle operazioni, con numeri e informazioni piuttosto chiari su costi, tempi di recupero e di riabilitazione. Potremmo anche chiedere alla Regione, potreste chiedere, diciamo, però lasciamo che siano i clinici a farci la richiesta, noi ci facciamo da tramite e quando c'è da fare una sperimentazione che porti innovazione non abbiamo mai detto di no, nel senso siamo a disposizione. Quindi si aprono le porte al ritorno del Mako o di un altro robot. Ma se costava troppo prima e non ci sono le premesse per un inserimento stabile, perché mancano dati, come mai si aprono queste porte? Resta da capire infine se le porte si riapriranno anche per uno dei due robot Da Vinci, altro fiore all'occhiello del San Bassiano, che sarebbe stato spostato ad altra sede qualche tempo fa, togliendo all'ospedale cittadino una risorsa di grande importanza.